Pochi metri e nemmeno 7 giorni di distanza e si torna a raccontare del sangue che macchia la strada statale Romea. Aveva 53 anni l'autista del furgone, morto questa mattina all'altezza del chilometro 106 nel territorio del comune di Campagna Lupia. Martedì scorso un incidente mortale costato la vita a 3 amici era avvenuto al chilometro 103 a Codevigo. Anche questa mattina l'impatto è stato violentissimo. Secondo una prima ricostruzione, un tir che viaggiava in direzione Chioggia si è scontrato frontalmente con il furgone che è rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata rovesciandosi lungo il fossato. Le squadre dei vigili del fuoco di Piove di Sacco, Padova e Mira sono giunte sul posto con l'autogru per liberare l'autista del furgone rimasto incastrato tra le ramiere. Purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. La vittima, 53enne, originario di Bassano del Grappa ma residente in provincia di Rovigo, è Paolo Innone. Il conducente del mezzo pesante ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasferito in ospedale ad Olo. Dovrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Padova. Pare che il tir abbia frenato per evitare un rallentamento e abbia sbandato a causa dell'asfalto viscido, invadendo la corsia opposta dove in quel momento stava sopraggiungendo il furgone guidato dalla vittima. Il tratto di strada della Romea è rimasto chiuso per molte ore per consentire il recupero della salma e la messa in sicurezza dei mezzi.